credo che ad oggi, insomma, il fatto di avere l'autocertificazione sia da eliminare. Anche il vice ministro alla salute ha parlato di questo e ha detto che dal 18 secondo lui dovrebbero essere eliminate. A mio avviso si potrebbe già farlo già ora. La responsabilità dei cittadini va premiata, per questo il sindaco di Seraing chiede all'esecutivo di interrompere la pratica delle autocertificazioni, quel fiume di carta che ci ha accompagnato in questi ultimi 2 mesi di emergenza. Dalle frazioni alla valle di Seraing sul versante bellunese del Grappa, con la fase 2 sono ripartite anche le passeggiate e l'attività motoria, il tutto, sottolinea il primo cittadino, in maniera ordinata. Negli ultimi giorni ci sono certamente più persone che camminano, che vanno anche in bici. Ripeto, io vedo tutte persone che stanno rispettando le regole sia del distanziamento sociale sia anche del camminare con la mascherina, ed è per questo che vedo una grande prova di maturità da parte dei cittadini. Questo sul fronte degli spostamenti, ma a preoccupare adesso è l'economia, soprattutto quella di piccoli negozi in montagna, ancor più fondamentali. Credo che appunto per tutte queste attività che hanno subito una chiusura forzata, chi 1 mese, chi fino ormai anche al 1° giugno saranno anche 3 mesi, pensando ai parrucchieri e ad altri ancora, bisognerà certamente provare a cercare di pensare, a mio avviso, di fare un anno bianco fiscale, perché altrimenti davvero diventa difficile per queste attività poter pensare di andare avanti, ed anche in questo momento pensare di bloccare i pagamenti delle utenze, perché se soldi non entrano è difficile che queste attività possano poter anche soltanto pagare le bollette.